una gravità enorme. È di una gravità enorme perché intanto che cos'è accaduto? A Roma e a Milano. Quando si presentano le liste non si commettono errori. La presentazione delle liste è il momento più importante per la vita istituzionale di un partito politico, perché presentare le liste è per un partito politico l'ingresso nelle istituzioni. Gli altri momenti sono parimenti importanti, ma riguardano appunto la dimensione della mobilitazione, non della presenza delle istituzioni. Normalmente quando ci sono errori dipende da due circostanze: o il delegato è infedele o ci sono guerre intestine. Normalmente le due cose vanno assieme. Normalmente il delegato è infedele perché fa parte della guerra fra bande e quindi non è affidabile. Cos'è accaduto a Roma? Cos'è accaduto a Milano? A Roma il delegato a presentare le liste si è recato nella sede e si è portato le liste con le firme. È entrato, ha visto che c'era una fila e c'era da aspettare, se n'è andato fuori. È andato fuori per fare che cosa? Per fare un'operazione che non poteva fare davanti a tutti. Ha cambiato le liste. E quindi le firme raccolte per rossi, bianchi e verdi alla fine sono risultate raccolte per bianchi, verdi e arancioni. Dopo aver fatto questa operazione di manipolazione che i radicali hanno filmato con un telefonino, fuori dalla sala dove si presentavano le liste, avendo tutto in ordine, si fa per dire in ordine, è andato per entrare. Mezzogiorno era passato. Non l'hanno fatto entrare. E allora non c'è una lista del Popolo della Libertà del Lazio presentata in forma irregolare, non c'è. Non è che c'è una lista presentata con firme sbagliate, con firme autenticate, con autentiche non leggibili, col bollo tondo anziché quello quadrato anziché quello tondo. Non c'è. Quindi siamo in presenza di un partito che quando si è chiusa la porta per presentare le liste non c'è. Quindi parliamo non di una lista irregolare, di una non lista. Questo è accaduto a Roma. Cos'è accaduto a Milano? A Milano è accaduto, basta che voi parlate con Calderone, basta che voi parlate con i leghisti, era una conferma, avevano raccolto le firme per il listino di Formigoni. Avevano raccolto le firme per il listino di Formigoni che prevedevano i nomi in un certo ordine. 6 del listino spettavano alla Lega. Tutto a posto, la Lega ha raccolto le firme, i nomi erano quelli del listino. Si va alla presentazione, qualche ora prima della presentazione gli uomini di Formigoni hanno praticamente cambiato il listino. Non hanno sostituito i nomi della Lega, perché sennò sarebbe successo l'inferno, ma hanno cambiato l'ordine. Giorgetti, che era il secondo, è diventato il settimo, giusto per fare nomi e cognomi. Giorgetti, che è il secondo, perché ha un ruolo importante nella Lega, nella realtà lombarda, messo settimo per dare il secondo posto a uno del Popolo della Libertà. Quando fai questa operazione, che cosa devi fare? Devi riscrivere il listino con le firme. Loro hanno ricopiato le firme e hanno simulato la firma. Firma per firma, firma per firma, firma per firma. Per questo i radicali e noi abbiamo chiesto la perizia grafica, perché le firme raccolte dalla Lega erano quelle buone, le firme copiate ovviamente erano quelle scritte da una persona, da due persone, da tre persone che hanno fatto questa operazione di riscrivere il listino per dare il secondo posto a qualcuno e toglierlo a Giorgetti e metterlo al settimo posto, e hanno scritto tutto. Nel fare questa operazione hanno proceduto di gran corsa, hanno dimenticato di mettere in alcuni casi il bollo tondo, ma questo alla fine si può superare.
Ma la cosa insuperabile è che c'è stata tanta confusione, torniamo alla confusione, c'è stata tanta confusione che a un certo momento, non sapendo il luogo in cui la firma era stata autenticata, in moltissimi di questi fogli manca il luogo. C'è giurisprudenza costante che l'autentica senza bollo si può sanare, che l'autentica senza luogo di autentica non si può sanare, perché non puoi ricostruire se chi ha autenticato era competente in quel territorio. Se io sono consigliere comunale a Mogliano, non posso autenticare a Castelfranco. Allora scrivere Mogliano serve a confermare che chi ha autenticato aveva titolo a autenticare. Queste sono insanabili. Di fronte a questo il governo prepara un provvedimento e approva ieri un decreto legge nel quale dice, con riferimento alla normativa vigente, diamo un'interpretazione autentica. L'interpretazione autentica è che si considera presente al momento della chiusura dell'ufficio per il deposito delle liste quella lista che sia stata presente ancorché il momento precedente e sia uscita al momento della chiusura. Cioè non hanno rinviato le elezioni, che era una cosa più corretta, chiaro? Ma hanno sanato soltanto quel vizio, tenendo conto che in Italia ci sono centinaia di liste non ammesse. Loro hanno fotografato il caso della lista e quindi l'articolo 2 di questo decreto legge dice: si considera regolarmente presente all'ufficio al momento della consegna anche quel partito, quella lista che possa dimostrare di essere entrato nell'ufficio ancorché non sia presente quando si è chiuso l'ufficio, e depositi la lista nelle successive 24 ore, soltanto al caso del PDL. Secondo passaggio: